La Regione Friuli Venezia Giulia ha siglato il nuovo accordo integrativo regionale con le organizzazioni delle farmacie. L'intesa punta a valorizzare le circa 400 strutture sul territorio. Offre nuovi servizi, la possibilità di avere una estrema vicinanza al cittadino, una grande professionalità, la fiducia delle persone e adesso con questo accordo si promuoveranno altre nuove attività a supporto dei cittadini e della popolazione. Oltre a confermare i servizi già attivi, CUP, vaccini e screening, l'accordo introduce nuove prestazioni di telemedicina come ECG, Holter e spirometria. Debutta inoltre a pieno regime il portale regionale farmaceutica FVG per la gestione digitale delle ricette. Vengono confermati i punti di accesso sulle prenotazioni, gli screening, le vaccinazioni e si aggiungono anche attività di distribuzione per conto di farmaci e oltre a questo anche la grande opportunità della telemedicina nella quale prevedere attività diagnostica, altre misure che possono sicuramente andare incontro alla capacità di risposta che il cittadino ha davanti e ha davanti anche una capacità di avere un professionista del sistema di salute. Il 2026 nelle norme di bilancio aveva assegnato 250.000 euro, il 2027 avrà a disposizione 1 milione di euro complessivamente per l'accordo, dove una parte di queste è dedicata proprio alle farmacie rurali. Sul piano finanziario, la Regione ha stanziato 250.000 euro per quest'anno e 1 milione di euro all'anno a decorrere dal 2027. Viene reso inoltre strutturale il Fondo regionale di solidarietà per garantire la sostenibilità e la permanenza delle farmacie rurali o a basso fatturato nei territori più fragili. Le farmacie rurali sono il cardine della farmacia italiana, sono le farmacie che presidiano i comuni più piccoli con meno di 5.000 abitanti, le aree più isolate del territorio, sono estremamente importanti per la nostra regione e la regione ha voluto in qualche modo riconoscere questa specificità dando alle farmacie rurali una particolare importanza non solo economica ma anche e soprattutto di valore per i programmi che le interesseranno e saranno tutte coinvolte nei nuovi programmi.